Mi riscatto per il comune di Monreale, Altofonte e Santa Flavia è stato il tema di un convegno svoltosi nella sala teatro del Pagliarelli di Palermo. Un'occasione fortemente voluta dalla direzione della casa circondariale per operare riflessioni e studio sui percorsi di riabilitazione per detenuti. L'amministrazione penitenziaria punta molto su questo progetto, è un interesse che abbiamo su tutto il territorio nazionale, quindi queste iniziative sono assolutamente importanti e auspichiamo come amministrazione penitenziaria che possano estendersi sempre di più presso tutti i comuni. L'iniziativa stabilisce l'individuazione in sinergia con la magistratura di sorveglianza dei percorsi di riabilitazione e reinserimento sociale con valenza di riparazione del danno conseguente alla commissione del reato. All'incontro sono intervenuti il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Cinzia Calandrino, il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo Giancarlo Trizzino, il garante dei diritti dei detenuti per la regione siciliana Giovanni Fiandaca, i sindaci di Santa Flavia Salvatore San Filippo e di Altofonte Angelina De Luca. Quando la direttrice ci ha proposto appunto di iniziare questa iniziativa ne siamo stati ben lieti, anche perché i territori di tutta la Sicilia sono, fra virgolette, trascurati perché i comuni non hanno le possibilità economiche di poter far fronte a tutto quello che è il verde pubblico e quindi noi abbiamo utilizzato gli ospiti appunto del Pagliarelli per la manutenzione e la sistemazione di un'area denominata Vallonaccio. Credo in questo progetto perché è giusto condividere con queste persone questi momenti difficili e dare loro una possibilità, perché essere scettici o direttamente additare queste persone è sbagliato. Dobbiamo collaborare, dobbiamo cambiare come mentalità e provare a far raggiungere loro un traguardo di vita che fino adesso purtroppo non hanno avuto anche degli aiuti e dei consigli giusti per poterli affrontare e superarli. L'iniziativa ha fornito l'opportunità per stipulare un protocollo d'intesa tra il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e la direttrice della casa circondariale di Palermo Pagliarelli Francesca Vazzana. Voluto sì dall'Istituto dei Pagliarelli e fortemente condiviso dall'ente che rappresento, perché riteniamo sia il momento di valorizzare delle persone che hanno affrontato questo cabotaggio di rieducazione e quindi la consideriamo come la prima opportunità lavorativa dopo aver scontato la giusta pena e adesso è il momento di riaffacciarsi alla vita. Il documento sigla l'avvio di un progetto tra i due enti, finalizzato allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, così come sancito dall'articolo 20 della legge sull'ordinamento penitenziario. Ma in concreto, cosa prevede? Sono lavori per esempio di giardinaggio, comunque di attività a favore della collettività, naturalmente non retribuite, che possano poi far vedere quello che è il miglioramento di un contesto sociale. Ne partecipano due, in questo momento ce n'è soltanto uno perché l'altro è impermesso e si è messo subito al lavoro. Noi finalmente con una sola settimana di lavoro sabato faremo andare al Vallonaccio appunto dei bambini delle scuole medie per poterglielo fare visitare, non completamente perché è una zona completamente abbandonata e trascurata. Però possiamo aver modo col passare del tempo appunto di poterlo rendere fruibile a tutta la cittadinanza. Riteniamo possa sortire effetti non solo per chi poi da ospite presterà attività socialmente utile nel nostro territorio, ma anche per la comunità che sicuramente si troverà ad apprezzarne l'operato e ad accrescere il proprio amore per il territorio. Sono convinto che questa collaborazione potrà portare buoni frutti al nostro territorio e sarà qualcosa che vorrò condividere in futuro anche con i cittadini, ed è proprio per questo che ho voluto identificare un bene monumentale
fondamentale di importanza per il nostro territorio, perché spero di aprirlo a tutti i cittadini e fare una manifestazione e condividerlo con queste persone che lavoreranno nel nostro territorio. Ma cosa si intende e come si attua la rieducazione? Il lavoro di pubblica utilità è uno strumento ancora in sperimentazione che è molto funzionale alla prospettiva della rieducazione, perché non solo consente di riparare in forma simbolica le conseguenze negative del reato, il danno sociale o individuale provocato col reato, ma la prospettiva della riparazione è anche funzionale alla rieducazione e quindi il lavoro sociale può essere anche utilizzato come una modalità di consentire al condannato di tornare nella realtà esterna e può essere anche un'occasione per consentire al condannato di ottenere un avvicinamento alla famiglia, un supporto alla famiglia e forme varie di supporto da parte della comunità sociale. Il presidente del Tribunale di Sorveglianza, Giancarlo Trezzino, ha illustrato una dettagliata relazione richiamando con forza i concetti di dignità e libertà. Riprendo due parole importantissime che ha detto il Presidente del Tribunale di Sorveglianza: dignità e libertà, che sono i due termini che stanno dentro l'articolo 36 della Costituzione, che va sicuramente coniugato insieme con l'articolo 27 della Costituzione, che parla di pena giusta e finalizzata alla riabilitazione del reo e del detenuto, e insieme con l'articolo 27 vanno coniugati per l'appunto la dignità e la libertà, che ovviamente poi possono realizzarsi soltanto con il lavoro. Questa attività è il primo passo per il reinserimento nella società civile attraverso lo strumento più nobile che si può dare, che è il lavoro, e il Comune di Monreale vuole essere parte attiva in questo percorso. Soddisfazione per questo importante traguardo raggiunto hanno espresso gli intervenuti. Sì, è una grande scommessa e devo dire sono molto grata agli esponenti di questi enti locali per il coraggio, perché sicuramente aprono questa possibilità di poter restituire alla collettività qualcosa che aiuta anche a fare comprendere quello che è il cambiamento che ogni detenuto può avere, quindi una revisione critica del proprio passato, eccetera, e quindi una preparazione. Ecco, io considero che queste attività sono anche una preparazione al futuro reinserimento da cittadini rieducati, perfettamente reinseriti nella società. E fra l'altro la cosa importante è fare capire, questi enti locali creano appunto questo ponte con la società esterna per fare capire anche all'opinione pubblica come ci si può riscattare, come si può cambiare in meglio dopo un periodo di detenzione. È una scommessa, senz'altro una sfida da affrontare con fiducia e con coraggio. È un momento in cui condividiamo tra tutti gli attori esterni, ma soprattutto con gli utenti, che sono parte attiva di questo percorso inclusivo, di questo senso dell'importanza del lavoro di pubblica utilità, che può nascere solo col desiderio degli utenti di partecipare volontariamente, perché è importante il senso del risarcimento sociale. Al fine di dare esecuzione alla recente riforma dell'ordinamento penitenziario, che ha introdotto un nuovo elemento del trattamento rieducativo, cioè la partecipazione delle persone detenute a progetti di utilità sociale. Penso che sia proprio il futuro la cornice riparativa della pena, appunto, e penso che sia molto importante anche dal punto di vista rieducativo per le persone condannate. Lo ritengo veramente importante e significativo per un istituto penitenziario. Fra l'altro io assieme al direttore ho seguito sin dall'inizio
all'inizio questo progetto, ci ha creduto il direttore e ci ho creduto pure io. Spero che tutto quello che ci siamo detti in questo convegno, fra l'altro visto della partecipazione proprio con empatia, proprio esternare questo desiderio di riuscita da parte dei sindaci per dare proprio una restituzione a un impegno così arduo in un territorio difficile come il nostro. Noi ce la stiamo mettendo tutta, l'impegno promana oltre che da noi anche dagli enti che ci stanno attorno, perché insomma è innovativo, ma soprattutto, come è stato detto pure durante il convegno, è esemplare, perché appunto è la realizzazione di un'esperienza del tutto nuova di lavoro di pubblica utilità, che ha questa finalità, che è appunto quella riparativa, e quindi è un significato del tutto nuovo anche come diciamo concretezza di quello che il dettato costituzionale ci dice. Penso che tutto questo faccia parte di questo viaggio verso la completa riabilitazione. Sono convinto che già sanno, alberga nel proprio cuore la possibilità di riabilitarsi rendendo un servizio che sarà tangibile sotto gli occhi di tutti.